Prepariamo il panettone gastronomico, il panettone farcito a strati, protagonista delle feste di Natale e non solo. Inizio a preparare il lievitino per dare più slancio alla lievitazione e rendere così il mio panettone molto soffice. In una ciotolina metto l'acqua a temperatura ambiente, aggiungo il lievito sbriciolato, lievito di birra fresco. Ricordate che potete sempre diminuire la quantità di lievito a patto di aumentare i tempi di lievitazione. Aggiungo un cucchiaino di zucchero e sciolgo bene il lievito. A questo punto aggiungo la farina. Quindi il lievitino non è altro che un preimpasto che poi andrò ad aggiungere all'impasto principale, contribuendo sia alla lievitazione che al mantenimento di una bella sofficità nel tempo. Potete quindi tranquillamente fare la base del vostro panettone gastronomico, il cosiddetto pan canasta, anticipatamente e poi mantenerlo chiuso, ben chiuso, in un sacchetto per alimenti. Il mio lievitino è pronto, non è altro che una pastella molto densa. Copro con pellicola trasparente e lascio lievitare per un'oretta, fino al raddoppio del suo volume. Trascorso questo tempo il lievitino sarà appunto lievitato, quindi sarà ben cresciuto e si saranno formate tante bollicine. Vuol dire che il lievito si è attivato, il lievitino è pronto per essere utilizzato e noi possiamo così procedere alla preparazione dell'impasto vero e proprio. Andiamo avanti con il panettone gastronomico e partiamo dal lievitino. Ed il mio lievitino si presenta in questo modo qui, è ben che raddoppiato di volume, ha formato tantissime bollicine in superficie ed ora è pronto per essere utilizzato. Nella ciotola della planetaria vado a mettere la farina. Sto utilizzando per la maggior parte farina Manitoba e c'è una piccola parte di farina un po' più debole. Aggiungo il lievitino, ormai pronto. Quindi nella ciotola ho messo farina, lievitino, ormai pronto, poi prendo le uova, le vado a sbattere un pochino da parte per assicurarmi di lavorarle bene, ma volendo le potreste anche aggiungere così come sono. Una breve lavorata alle uova. Aggiungo le uova che ho leggermente sbattuto. Adesso aggiungo il miele, monto il gancio e inizio a lavorare. Ora aggiungo gradatamente il latte a temperatura ambiente. Regolatevi sempre sull'aggiunta dei liquidi in base alla farina che state utilizzando. Ci sono delle farine che assorbono molto in più, farine che assorbono molto in meno. Io per esempio in questo periodo sto utilizzando una farina Manitoba abbastanza forte ma che assorbe tantissimo. Quindi potrei anche avere la necessità di aggiungere un pochino di liquido in più. Adesso vediamo. Vedo che l'impasto è abbastanza asciutto, quindi manca ancora un pochino di liquido. Perché? Perché questa farina mi assorbe molto di più della farina tradizionale che utilizzo. Ho preso un 20 ml d'acqua, provo ad aggiungerli neanche tutti insieme, giusto un po', e vedo quando l'impasto diventa morbido, ma ovviamente io dovrò ancora andare ad aggiungere il burro morbido, il burro plastico non è proprio un liquido per il nostro panettone, per il nostro impasto, perché è un ingrediente plastico che mi va a dare struttura, ma comunque posso considerarlo come un semiliquido. Vado ancora un po'. Devo almeno togliere la farina residua sul fondo, ok? L'impasto si incorda dal gancio, si stacca dalle pareti della ciotola completamente, non è ancora completamente ben lavorato, dobbiamo lavorarlo ancora, ma si stacca dalle pareti della ciotola e nella lavorazione si incorda al gancio, vuol dire che è arrivato il momento giusto per aggiungere il burro. Il burro è morbido, plastico, significa che lo posso schiacciare tra le mani e assume la forma che io gli do, proprio come fosse una plastichina, non è duro, non è fluido. Aggiungo un paio di pezzetti alla volta e inizio a lavorare, continuo a lavorare, do all'impasto il tempo di assorbire completamente ogni pezzo di burro prima di passare ad aggiungerne altro. Ho terminato l'aggiunta del burro e adesso metto il sale. Completo la lavorazione ancora un pochino e poi ho finito. Fermo
lancio l'impasto, gli vado a dare una girata e faccio un'ultima lavorata. Ho terminato. Prendo una ciotola capiente dove posso metterlo a lievitare per fargli fare la prima delle 2 lievitazioni, gli do una veloce lavorata a mano che mi serve solo per richiuderlo ed ottenere in effetti un impasto abbastanza sferico. Gli do una forma sferica, lo chiudo sotto pian pianino in questo modo qui, lo sistemo nella ciotola, copro con pellicola alimentare e metto a lievitare. Metto a lievitare nel forno spento con la luce accesa per circa 3 ore, deve raddoppiare il volume, andrà ad occupare quasi tutta la ciotola. Quando l'impasto avrà raddoppiato il suo volume ed avrà quindi occupato tutto il volume della ciotola nella quale l'ho messo, posso riprenderlo, fare le pieghe e poi sistemarlo nello stampo, questo qui per panettone da 1 chilo, per fargli completare la lievitazione, quindi farà l'ultima lievitazione e poi lo potrò infornare. Cerco quindi di allargarlo un pochino senza stressare eccessivamente l'impasto e faccio le mie belle pieghe a 3. Quindi ho ottenuto una forma più o meno rettangolare, lunga di fronte a me, sollevo la parte superiore e la porto verso il centro, ancora la parte inferiore la porto verso il centro, ho ottenuto un altro rettangolo che allungo un pochino e faccio la stessa cosa, faccio ancora le pieghe a 3. Ripiego ancora il lato sinistro verso il centro e il destro verso il centro, cerco di chiudere, poi porto la chiusura verso il basso e adesso vado a chiudere l'impasto pirlandolo e formando appunto una sfera. Ho dato all'impasto una forma alquanto regolare. Prendo lo stampo per panettone, questo di carta, che non serve imborrarlo, infarinarlo, ungerlo in nessun modo perché appunto è di carta, e vado a sistemare il mio impasto nello stampo con la chiusura verso il basso, con la chiusura sul basso, e quindi la parte più liscia in superficie. Lo sistemo in una teglia da forno poiché mi sarà più semplice metterlo nel forno ed estrarlo dal forno, ovviamente perché è più stabile nella teglia stessa. Lo stampo di cartone è morbido, eccolo qui, ed ora vado a far lievitare ancora una volta, nel forno spento con la luce accesa. Ed eccolo qui, il mio panettone è ben lievitato. Come vedete ha superato il bordo, ha fatto una bella cupola, non è solo arrivato al bordo, l'ha anche superata. Si vede insomma che abbiamo creato un bel lievitino bello forte che ha funzionato veramente bene. Adesso vado a spennellarlo un pochino in superficie, lo posso spennellare con un tuorlo dove ho sbattuto con un po' di latte o anche solo con un po' di latte. Ed ora ci siamo! Vado ad infornare il panettone gastronomico, il piano più basso del forno, in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 50-60 minuti. Se a 30 minuti di cottura, prima non apro il forno, ma se a 30 minuti di cottura mi accorgo che la superficie è molto colorata, posso coprirlo con un foglio di alluminio. Sui 50 minuti di cottura vado a fare la prova a stecchino. Al cuore, fino in fondo, mi raccomando, uno stecchino lungo. Solo quando avrà superato la prova a stecchino posso toglierlo dal forno e poi farlo raffreddare. Prova a stecchino superata, il nostro panettone è pronto. Adesso devo solo farlo raffreddare. Il panettone gastronomico si raffredda allo stesso modo di come raffreddiamo tradizionalmente il panettone, e cioè a testa in giù. Quindi lo infiliamo con dei lunghi stecchi, io utilizzo sempre questi stecchi per spiedini, vado benissimo, lo infilo da una parte e lo faccio uscire dall'altra del cartone. Ho infilato i miei 2 stecchini e lo metto a raffreddare capovolto a testa in giù. Lo lascio raffreddare completamente in questo modo, dopodiché posso chiuderlo in un sacchetto per alimenti e farcirlo anche il giorno seguente. In questo modo l'impasto si assesta, trova la sua struttura ideale. Diversamente, se ho necessità, posso farlo raffreddare completamente e tagliarlo e farcirlo il giorno seguente, perché come vi dicevo questa è un'operazione che potete fare tranquillamente il giorno seguente, anzi il panettone manterrà ancora di più la forma. Riprendiamo il nostro panettone che nel frattempo abbiamo conservato chiuso in un sacchetto per alimenti, quindi dopo averlo raffreddato lo chiudiamo, togliamo la carta che
lo riveste, appunto lo stampo di carta. E guardate qui che bel fungo che è venuto fuori. Adesso dobbiamo fare delle fette, le facciamo così, no? Ottenendo quindi dei dischi. Dobbiamo ottenere un numero di dischi pari, poiché il panettone viene poi farcito con 2 fette, quindi le fette vengono accoppiate tra di loro e farcite, poi sovrapposte le une sulle altre, quindi l'ideale è appunto averle pari. Iniziamo dalla base, cerchiamo di utilizzare un coltello lungo per fare un unico taglio. Ed ora che il nostro panettone è tutto tagliato possiamo farcirlo. Lo facciamo a strati a coppie e potete scegliere i gusti che più vi piacciono. Partiamo dalla base, quindi metto la base qui. Tradizionalmente si mette sempre uno strato di maionese sia sulla base che sul disco di copertura, quindi lo mettiamo qui e qui, perché non solo la maionese contribuisce a mantenere umidità, ma permette anche di mantenere più stabili gli ingredienti di farcitura, perché fa un po' da legante. Potete evitare la maionese negli strati dove utilizzerete ad esempio un formaggio spalmabile, perché è più indicato magari con gli ingredienti di farcitura che state utilizzando. Non tanta, basta uno strato molto sottile. Quindi inizio a farcire il primo strato. Come lo posso farcire? Ma veramente come più ci piace. Io ho pensato ad esempio di farcire uno strato con foglie di insalata, prosciutto cotto e prosciutto cotto. Vado a chiudere con il disco facendo aderire la maionese sul prosciutto cotto, così. Ok? Qui non faccio nulla, quindi vado ad appoggiare il disco successivo e farcisco questo, maionese. Il prossimo disco lo faccio con salmone, quindi faccio uno strato di salmone affumicato. Sistemo un altro disco sopra e farcisco questo. Questa volta vado di salame, con il salame vado a metterci del formaggio spalmabile. Perciò vi dicevo che alla fine la scelta dell'ingrediente morbido che fa poi anche aderire gli altri ingredienti di farcitura è soggettiva. Potete utilizzare un formaggio spalmabile o anche o la maionese. Chiaro che dovrete chiaramente scegliere quello che più si adatta all'ingrediente di farcitura che state utilizzando. Farcisco allo stesso modo anche l'altro disco e qui vado di salame e formaggio. Copro, proseguo con un altro disco. Qui vado di maionese e gamberetti. Ho preso dei gamberetti in salamoia. Potete anche utilizzare dei gamberetti che andate a scottare voi in padella. Sempre con la maionese a contatto. Nuovo disco. Farcisco anche questo. Faccio ancora formaggio. Questa volta aggiungo prosciutto crudo. Ho ancora 2 fette di provola, quindi metto anche quelle, di rucola e chiudo con la sua coppia, con il disco che appunto va a ricoprire. Mamma mia, guardate qui che bellezza! Ora, questo non è nient'altro che un cappello, in realtà decorativo, che però è carino rimetterlo perché dà più l'idea, insomma, del panettone originariamente così com'era. Non lo farcisco perché la coppia è già farcita e questo insomma diciamo che è un elemento decorativo, ma volendo potrei farcire anche questo. Ed eccolo qui, il mio panettone gastronomico è pronto. L'ho spostato su un tagliere, un piatto da portata, qualcosa insomma che possa andare bene per servirlo. È pronto per essere servito. Se volete conservarlo vi basterà chiuderlo nella pellicola per alimenti, ben sigillato completamente, e conservarlo in frigorifero. Potete quindi farlo anche anticipatamente, ma siccome l'impasto è molto morbido perché contiene molto burro, io vi consiglio comunque di toglierlo dal frigorifero un'oretta prima di servirlo, in maniera tale che il burro, che comunque in frigorifero si va a raffreddare e quindi la mollica insomma tende ad indurirsi un pochino, poi con la temperatura ambiente torna ad essere un'altra volta sofficissimo, così come proprio questo. Per servirlo vi basterà tagliarlo completamente da su a giù in maniera tale da ottenere dei triangolini che potete così andare a servire.
E dopo averlo tagliato, finalmente il vostro panettone è pronto per essere servito. Quindi avremo tanti sandwich praticamente, ognuno con un gusto diverso. Potete scegliere tra quel che preferite, potete servirlo intero, ovviamente ancora più carino, o anche direttamente a spicchi. Ovviamente le farciture sono completamente a scelta, quindi scegliete tra quelli che sono i vostri ingredienti preferiti e non fatevi mancare questo meraviglioso panettone gastronomico per le feste di Natale o per qualunque altra festa essa sia. Io lo assaggio per voi. Mamma mia, che buono ragazzi! Che dire, è stratosferico, sofficissimo, morbidissimo, profumatissimo, le farciture ovviamente una più buona dell'altra. Preparate anche voi il panettone gastronomico e fatemi sapere cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sulle nuove video ricette. Io vi do appuntamento alla prossima ricetta. Ciao!